Abbiamo visto che prendere la vita con filosofia implica l'adozione di un preciso atteggiamento, non accettare i fatti per come si presentano, cercare di andare oltre le apparenze, mantenendo il controllo di se stessi. È un invito ad essere filosofi. Ma chi è il filosofo? Uno spunto interessante ci viene da Pitagora, che ci offre un'immagine, una metafora che è un po' una metafora della vita. Immaginiamo le Olimpiadi. Un sacco di gente che va allo stadio, atleti per giocare, tifosi per tifare, addetti ai servizi per vendere i biglietti, per le consumazioni, i tutori dell'ordine per intervenire nel momento in cui ci sono delle difficoltà, i medici che soccorrono gli atleti. È un microcosmo nel quale possono assistere ad uno spettacolo, ma anche incontrare altre persone e vivere un'esperienza nuova e entusiasmante. Tra tutte queste, ci dice Pitagora, c'è un particolare tipo di persona che non è lì per un motivo preciso, che non ha un interesse particolare, ma che va allo stadio semplicemente per osservare. Queste persone, dice Pitagora, sono i filosofi. Perché mai andare allo stadio ad osservare? Quale potrebbe essere lo scopo rispetto a questa iniziativa, a questa presa di posizione che il filosofo ha nei confronti di ciò che si dipana davanti a sé? È quello di capire, di quello di comprendere. Non assiste semplicemente allo spettacolo, non partecipa semplicemente alla gara, non fa il tifo per qualcuno, ma semplicemente perché vuole capire che cosa sta succedendo. Questo gli consente di mantenere una certa distanza dagli eventi, di non farsi coinvolgere direttamente e di poter andare oltre le apparenze, cioè oltre ciò che riesce a vedere, per scendere più in profondità. Si potrà chiedere come fa lo stadio a stare in piedi, di che cosa sia fatto il pallone, come mai le maglie siano di un colore piuttosto che di un altro, perché i tifosi inneggiano in un modo piuttosto che in un altro, ma assiste alla gara, assiste alla contesa tra due squadre che vogliono vincere e quindi si interroga e si chiede perché vogliono vincere. Un filosofo si fa tante domande, sia andando nello specifico per cercare di capire che cosa rappresenta ogni singolo elemento della scena che si dipana davanti a lui, ma anche per cercare poi di capire che cosa nel suo complesso tutto questo possa rappresentare. E il filosofo vede allo stadio uno spaccato di umanità, e questo spaccato di umanità gli dà la possibilità di comprendere cosa sia l'uomo, cosa sia la vita, quale sia il senso e quale sia il suo posto nel mondo. Insomma, il filosofo non è una persona speciale, è semplicemente qualcuno che rispetto alla realtà decide di assumere un certo tipo di posizione, una posizione di osservatore. Se anche noi fossimo uno qualsiasi di quelle persone che sono allo stadio, noi stessi potremmo assumere quel tipo di posizione nei confronti di ciò che accade, e quindi tutti, bene o male, siamo un po' filosofi, o almeno abbiamo la possibilità di farlo. Ma che cos'è che ci spinge a prendere questo tipo di posizione? Cos'è che ci può condurre a prenderla questa posizione? Questo è l'argomento del prossimo video.